Il contratto della mobilità, che la Gilda è l'unico dei 5 sindacati firmatari di contratto che non ha ritenuto opportuno firmare, non ha fatto altro che mettere l'uno contro l'altro tutte le varie tipologie di insegnanti, in quanto ha diviso la categoria degli insegnanti in almeno 3 categorie di interprovinciali. Non solo, uno dei motivi più importanti è stato proprio, per cui la Gilda non l'ha firmato, è stato proprio quello che abbiamo chiesto l'anno scorso ai colleghi di scendere in piazza per lottare contro la chiamata diretta dei presidi, e gli altri 4 sindacati invece hanno avvallato una chiamata diretta dei presidi così come previsto nel contratto nazionale della mobilità. Il problema principale del contratto della mobilità è stato quello della prima preferenza, per cui chi aveva la prima preferenza e trovava il posto subito scavalcava a volte anche con un punteggio più basso i colleghi che magari quella stessa preferenza l'aveva indicata come seconda. E poi per quanto riguarda l'inizio dell'anno scolastico, quest'anno siamo totalmente in ritardo di oltre 2 mesi e con un grande sacrificio di parte dei funzionari degli provveditorati che hanno lavorato di sabato, di notte, di domenica. Non a caso c'è da ricordare che le graduatorie tuttora stanno uscendo di sabato sera o anche di sabato notte, per cercare di compensare gli effetti di questo contratto della mobilità assurdo.